571. Più che un'attrazione, questa è un'esperienza immersiva. Si visita all'interno del sommergibile protagonista del film omonimo e siccome non è scontato che una tagliaforte passi per gli stretti boccaporti interni che separano gli ambienti, tratterò questa esperienza come una qualsiasi attrazione. Andiamo a incastrarci. C'è da fare un po' di fatica per abbassarsi, ma i boccaporti sono abbastanza larghi da permettere a una tagliaforte di poter visitare agevolmente i vari ambienti. La scenografia è davvero molto curata, l'ambientazione è davvero fatta bene, la guida è bravissima ed anche se non è una delle attrazioni più belle o adrenalitiche del parco, credo sia davvero un'esperienza da provare. E allora indossate gli elmetti ed immergetevi in questa avventura.